elettorali. Oggi ci troviamo a Selvazzano con il candidato Antonio Santamaria. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Antonio Santamaria, 57 anni, ha una figlia ed è stato assessore e consigliere qui a Selvazzano. Sì, da 3 anni. Da segretario locale del PD ha deciso di candidarsi al ruolo di primo cittadino. Come mai? Sono scelte che si fanno senza tanto pensarci. Ci si trova dentro, così come un normale cittadino si iscrive a un'associazione per dare il proprio contributo alla comunità. Io mi sono ritrovato a fare il candidato sindaco. Posso anche permettermelo, cioè a livello lavorativo e a livello familiare. Dedicherà, e se nel caso venisse eletto, A tempo pieno. A tempo pieno. Sì. Okay. Selvazzano è una città di 23.000 abitanti, tempo pieno assolutamente. Okay. Il suo motto è: finalmente la gentilezza ti viene incontro. Sì. Che cosa significa? Beh, il termine gentilezza ha in sé tanti significati. Prima di tutto mi identifica, o meglio, quelli che fanno parte della mia squadra hanno identificato questo aggettivo con me. Bene. Ha anche una connotazione politica. Si propone un modo di fare politica diverso dell'amministrazione uscente. Avevamo un sindaco padre e padrone al vertice, decisionista. Io voglio intraprendere una politica diversa, di confronto con la popolazione. Un sindaco che dica sì e dica no, ma che senta senz'altro la popolazione. Mm-hmm. Cominciamo a parlare delle opere pubbliche. Per quanto riguarda le opere pubbliche a favore dello sport, lei vorrebbe realizzare una nuova palestra e potenziare l'impianto Mengato a Caselle. Sì, la richiesta a Selvazzano ci sono tantissime associazioni sportive, alcune di un certo valore, mancano spazi al coperto, quindi ecco la necessità di una palestra. La struttura di Caselle è utilizzata da una società sportiva importante che sta crescendo anche al di fuori del comune, però quella struttura presente ha bisogno di alcuni spazi aggiuntivi, i bagni per gli ospiti, lo spazio bar, eccetera. A Tencarola molte opere, dalla riqualificazione del piazzale della chiesa alla riorganizzazione dei parcheggi di fronte ai portici. Sì, uno degli obiettivi che mi piacerebbe realizzare è far battere maggiormente il cuore delle frazioni. Cosa significa? Tenere vivi le attività, i negozi e fare in modo che siano vissuti. Se muoiono i centri delle frazioni, muore l'intera comunità. Bene. Come si fa a Tencarola? Ma ci sono altre frazioni anche. Tencarola ha la necessità di una riqualificazione generale che vada appunto dal ponte di Tencarola fino all'area dei portici, rivisitando i parcheggi, terminando la pista ciclabile, abbattendo le barriere architettoniche, ma soprattutto portando nella sede dell'ex USL, che adesso è chiusa da anni, non soltanto la casa delle associazioni, ma bensì un polo attrattore di persone nell'orario di apertura dei negozi, in modo da fare un lavorano. Proprio nella riqualificazione dell'ex USL e del Siride, al momento è stato presentato un progetto per un teatro. Le piace l'idea? Beh, un teatro può essere una buona idea. Nella nostra comunità ci sono tanti operatori, tanti cittadini che fanno teatro amatoriale. Adesso capire cosa si intende di teatro è un altro paio di conti. Teatro per 600 persone difficilmente in quell'area ci starà. Ben venga il teatro, ma soprattutto portiamo delle attività che porti gente, lo ripeto, durante le ore del giorno, in modo da portare ossigeno ai negozi locali. E proprio sui negozi vorrei aprire una piccola parentesi, perché assistiamo sempre più a un fenomeno di diminuzione dei piccoli negozi, il cosiddetto negozio di vicinato, mentre arrivano sempre più grandi centri commerciali. Beh, le attività di vicinato vanno tutelate a tutti i costi. A Selvazzano c'è anche l'incubo sulla carta, sui piani urbanistici di un centro commerciale grande quanto l'Ikea, che si faccia o non si faccia, ma sulla carta esiste.
Tuttavia il nostro tessuto commerciale, il piccolo commercio, resiste nonostante tutte le difficoltà e va tutelato a tutti i costi, soprattutto nei cuori delle frazioni. È anche vero però che la grande distribuzione sta cedendo il passo rispetto a realtà più piccole che sostituiscono gli stessi negozi di vicinato, una reinterpretazione della loro funzione. Sempre sulle opere pubbliche, lei prevede un piano Marshall per marciapiedi e piste ciclabili. Ma come stanno attualmente marciapiedi e piste ciclabili? Sono stati dimenticati in questi anni e solo nei mesi prima delle elezioni abbiamo visto delle asfaltature delle strade, delle carreggiate, ma i marciapiedi sono allo stato disastroso. Quello che dispiace è che gli anziani, ma soprattutto le mamme con le carrozzine, siano costretti a camminare per le strade. Ma mettere a posto i marciapiedi non significa soltanto un manto di asfalto, è anche l'occasione per abbattere le barriere architettoniche, per impiantare alberi dove è possibile, spostare segnali che magari sono di intralcio. Questo è un piano Marshall. E adesso arriviamo all'opera più rognosa per Selvazzano, l'ex seminario maggiore. Un'opera che rimane lì abbandonata da anni. Qual è il suo pensiero a riguardo? È è un edificio, è un'area che ha una proprietà privata, che ha dei diritti acquisiti. Ricordiamoci che proprio lì è previsto un centro commerciale da 30.000 metri quadrati circa e soprattutto un quartiere da poco meno di 2.000 abitanti. Se si vuole modificare questa destinazione d'uso bisogna dialogare con le proprietà, che in questo momento sono latitanti. Detto questo, le destinazioni d'uso previste sono impraticabili. Nessuno adesso si prenderebbe la briga di costruire un quartiere per 2.000 abitanti. E ho anche forti dubbi per il centro commerciale. Da qui la necessità di trovare un'alternativa urbanistica. Con quali obiettivi? Prima di tutto, trasformare la destinazione commerciale. Secondo, aumentare le aree verdi. Personalmente preferirei anche riuscire ad utilizzare parte dell'edificio esistente, che secondo me ha delle qualità architettoniche da valorizzare, magari per funzioni pubbliche. Come farlo? Bisogna trovare delle funzioni alternative, che rendano comunque al privato. In Veneto c'è l'interesse dei fondi di investimento internazionali per le strutture sociosanitarie private. Potremmo lavorarci sopra. Ecco, infatti qualcuno considera l'ex seminario un'opera d'arte da tutelare, quindi si potrebbe, secondo lei, fare questa cosa, anche dandogli un nuovo riutilizzo. È difficile, perché sono edifici degli anni 60, con standard degli anni 60, ha dei costi e soprattutto non è facile trovare funzioni che riescano a riempirlo. Tuttavia però ha delle qualità urbanistiche. Io ho fatto alcuni studi di architettura e per quello che sono anche innamorato di quell'edificio. E dopodiché c'è un altro motivo per il quale valorizzare recuperare parte di quell'edificio, la memoria che la comunità ha quell'edificio. Ricordiamoci che molti nostri concittadini, molti miei concittadini hanno versato dei soldi per costruirlo. Per il sociale e le famiglie un'attenzione maggiore alle scuole. Sì, ma questo è fatto nell'ottica di avvicinare, di rendersi attraenti per le nuove famiglie. I biglietti da visita per farlo, da offrirgli, sono le scuole e lo sport. Dopo c'è tutto il resto, per carità. Quindi non soltanto un'attenzione per le scuole per quanto riguarda gli edifici in sé, ma soprattutto per dare un apporto, un sostegno alle richieste da parte degli insegnanti e dei genitori. Rivedere il regolamento d'accesso agli impianti sportivi, perché? Se l'attuale regolamento prevede che le associazioni sportive hanno una riduzione, pagano meno l'accesso, va bene, se al loro interno hanno un determinato numero di cittadini di Selvazzano.
Questo sfavorisce le piccole società sportive e gli sport minori. Adesso parliamo di pasti a domicilio e adotta un nonno e una badante in condivisione. Cosa sono questi progetti? Allora, sono dei progetti che vanno sviluppati ovviamente articolandoli, però partono da questo presupposto: la popolazione di Silvazzano invecchia, bisogna dargli delle risposte a queste persone anziane. Tra l'altro anch'io ho 57 anni, basta che faccia un passo e mi ritrovo tra di loro. Con la vecchiaia, l'anziano si porta dietro tutta una serie di problematiche, tra cui la solitudine. Quindi adotta un nonno serve appunto per rilegare la persona, va bene, alla realtà della propria comunità. Il servizio da bandante condivisa, in realtà sono progetti che esistono anche in altre realtà italiane, dove è possibile condividere la badante ad ore oppure in altre forme. Adottare un nonno? Adottare un nonno è una serie di interventi, appunto, che ad esempio fanno sì che lo si va a trovare, lo si porta a fare la spesa, a portare a fare 2 passi, si fa compagnia. Sono servizi che tra l'altro alcune associazioni locali fanno già, bisogna un attimo strutturarle. Adesso passiamo a parlare di ambiente, avviare una riforestazione urbana. Perché? È il futuro delle città. Allora, è una città che ha un buon rapporto con i cittadini, che vuole essere ospitale, deve avere anche un buon rapporto con l'ambiente. Da qui la necessità di interventi di riforestazione urbana. Cosa significa? Impiantare alberi ovunque, dove sia possibile ovviamente, lungo le strade, lungo le aree incolte di proprietà, di proprietà pubblica, nei parchi non utilizzati. Ecco, questo per favorire ovviamente un maggiore afflusso di ossigeno e di assorbimento dell'anidride carbonica. Non solo, ci sono anche dei benefici sulle temperature dell'ambiente. Qui leggo che si può cacciare nell'area golenare tra Tencarola e Selvazzano. Sì. È un problema? È un problema per chi usufruisce a scopi ludici degli argini. Cioè ci sono stati dei casi in cui i piombini da caccia arrivano alle abitazioni, e siccome è un tratto arginale molto vissuto, per nostra fortuna, sarebbe peccato trovarsi con qualche incidente prima o poi. Rivitalizzare i comitati di frazione e istituire le consulte tematiche. Sì, allora i comitati di frazione sono presenti formalmente a Selvazzano perché li abbiamo nello statuto comunale, però oggettivamente in questi ultimi 10 anni li sono stati fatti morire. Come? Non rinnovando i membri, ad esempio, non dandogli ascolto, non dandogli mezzi, non diffondendo i loro comunicati. Questo ha indebolito la partecipazione della popolazione alle scelte amministrative. Non si è voluto che la popolazione partecipasse alle scelte amministrative. Da qui nel mio programma una serie di interventi per rilanciarla. In conclusione, ma una volta ci fu questa questione delle bombe di Selvazzano a Tencarola sotto il ponte. Che fine avranno fatto quelle bombe? Le bombe non erano sotto il ponte, erano una ventina di metri a valle, e in realtà tutti i documenti sono stati segretati, quindi noi all'opposizione non abbiamo avuto accesso. Con tutto il tempo che è passato e con tutta l'acqua che è passata, probabilmente a quest'ora saranno arrivate a pioggia. Bene, grazie per averci ospitato qui in questa sede, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi.